differenza. Buonasera a tutti, mi scusi che mi emoziono perché c'è qui il dottore Carlo Alfaro che ha visto mio figlio crescere, nascere e quindi me l'ha seguito, ancora ora me lo segue. Mio figlio fino all'età dei 3 anni era un bambino sano, ho creato una sua pagina, La mia vita insieme a te, lì si può notare tutti i cambiamenti da quando era piccolo fino a 3 anni, dai 3 anni poi purtroppo è nata questa malattia, tra virgolette. Io da mamma, ciao, da mamma sono abbastanza forte perché lo devo fare per forza per lui. Sto cercando con l'aiuto, io sono emozionatissima, perdonatemi. Diciamo auguri a tuo figlio perché domani sarà la prima comunione di Nicola, una prima comunione speciale per un bambino speciale, quindi un augurio speciale. E grazie a voi che con la vostra presenza qui è un momento di svago però anche un momento di solidarietà e quindi grazie perché ci aiutate a realizzare questo sogno per questi bambini. Vuoi fare prima un piccolo saluto? Ecco la piccolina, dicevamo il fatto sono diversi, è facile voler bene a un bambino che è bellissimo, che è solare, che sta bene, ma ancora più importante volere bene a un bambino che in questo momento sta combattendo la sua battaglia, vero? Buonasera a tutti, io sono Giovanna, sono la mamma di Rosaria. Mia figlia è nata con una malattia rara, è nata con un'atresia delle vie biliari, ciò significa che è nata con le vie biliari che non funzionavano. Me ne sono raccolta 1 mese e mezzo perché si è fatta giallina, il fegato non riusciva a smaltire la bile. Rimanendo sempre nel fegato questa bile, diciamo che si sta ammalando anche il fegato e lei purtroppo deve avere un trapianto di fegato. Ha fatto tutte le visite per avere questa operazione, sta bene, la dovrebbero mettere in lista, è seguita dal Bambino Gesù di Roma e speriamo presto che lo fa, così sta bene pure lei. Grazie per la vostra testimonianza. Passiamo ai bambini, vari protagonisti di questo momento e parliamo subito del cioccolatino. Per ogni bambino interpreterà un abitante della cucina, la cucina di zia Marianna, che è una cucina dove i personaggi sono animati, quindi i cibi e gli utensili di cucina hanno la loro personalità e raccontano la loro storia. Tino è anche il figlio dell'artista che ha disegnato i simboli dei cibi e degli utensili che sono al collo dei vostri bambini. Vittorio sale in piedi. Bravo Vittorio! Ed è Tino, infatti sei scuro come un cioccolato, no, sei blu. Scusate. Salve a tutti! Salve a tutti, io sono Tino il cioccolatino, sono il cibo più amato dai bimbi e non solo, sono il desiderio preferito di tutti i golosi del mondo. Il cioccolato di cui sono fatto deriva dai semi dell'albero del cacao che fu iniziato a coltivare dalla città Maya dell'America centrale in epoca antichissima, il 1000 a.C. I Maya li chiamavano il cibo degli dei. Scusate se poco. Dopo i Maya furono gli Aztechi a continuare la mia coltivazione. La mia pianta. Per gli Aztechi i miei sigli erano così preziosi che li usavano come monete del tesoro dell'imperatore. C'erano quasi di 1 miliardo di semi di cacao. All'inizio il consumo di cioccolato era riservato solo alla classe più nobili, sovrani e guerrieri, e veniva servito solo
solo nelle cerimonie più importanti. Fu Cristoforo Colombo a portarmi in Europa dalle foreste dell'America centrale nel 1502 durante il suo quarto e ultimo viaggio nelle Americhe. Dalla metà del Cinquecento divenne popolare. In Spagna col pianino mi diffusi in tutta Europa dove venivo considerato.